2 settimane di sosta al campionato inframmezzate dalla vittoria sul campo del Belpasso e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia. Il Santa Venerina fa visita oggi al Città di Mascali, squadra che sta disputando un campionato solido e che ha dato sempre battaglie nelle precedenti stagionali al netto dei punteggi. Mister Calvaroso non può contare sull'acciaccato Daniele Scapellato a centrocampo, ma ritrova Basile e Fabrizio Scapellato, assenti per squalifiche in Coppa e che con Bisasale formano la mediana. In difesa davanti a Maniscalco panchina per Lopez, a destra Buonaccorso, a sinistra Zanella, a centrali Gulli e Spampinato. In attacco turno di riposo per Carbonare e De Leonardis, spazio a Mongeli e Crisiglione, consinato a completare il reparto. Partita bloccata nel primo tempo e poche emozioni, qui Bisasale riceve da Spampinato. Poi vede Lungolini e Buonaccorso, lo serve. Buonaccorso, l'assist dentro per Crisiglione, lungo, la palla passa per Mongelli, il tacco per Crisiglione, chiuso da Finocchiara, ancora Mongelli col destro, doppia deviazione, blocca poi Vecchio. Sono gli ospiti a fare la partita, Sinatra dentro per Crisiglione, costretto ad uscire dall'area, cerca la giocata, capisce tutto Fighera, riparte il contropiede del Mascali, Zappalà per Sottile, tocca Fabrizio Scapellato, poi Zanella perde la sfera, avanza Sottile che vince un rimpallo con Gulli. Poi Spampinato anticipato da Ricciardello davanti a Maniscalco. Ricciardello e tocco morbido. Spreca una colossale occasione. Vecchio è rinvio dal fondo. Nella zona di Zappalà, contrasto con Basile. Poi recupera Fabrizio Scapellato. Subito filtrante in verticale per Crisiglione a sinistra. Crisiglione va all'1 contro 1. Cerca Sinatra, lo trova, il controllo. Sinatra. Attorniato da giocatori, prova ad uscirne. Sinatra il cross morbido per Mongeli di testa, sopra la traversa, ma tutto era fermo. Era uscito il cross di Sinatra sulla traiettoria. 34esimo, punizione dalla 3/4 di Finocchiaro. Al centro la palla finisce sul secondo palo, tocca di Dio per Ricciardello, la conclusione deviata sotto porta da Ruggeri che firma il vantaggio. Il neo è entrato al posto dell'infortunato Mazzeo. Ruggeri per l'1-0. Fra le proteste però del Santa Venerina, questa è la sua posizione al momento del tiro di Ricciardello. Prova a dare subito una scossa alla sua squadra ad inizio ripresa mister Calvaruso, fuori Pisasale e Crisiglione, dentro Carbonaro e Biondi. E un altro Santa Venerina, quello del secondo tempo per atteggiamento, Scapellato riceve da Zanella. Ancora Scapellato. Serve Sinatra dentro l'area, Sinatra si gira col destro, blocca a terra Vecchio. Basile imposta lui l'azione, avanza palla al piede, poi va in profondità a cercare Carbonaro. Duello con Diddio, lo vince Carbonaro. Carbonaro spalla alla porta, riesce a girarsi e calcia col mancino, blocca Vecchio. Un'altra sostituzione, stavolta in difesa, fuori Gulli, dentro Calì. Si riaffaccia in avanti il Mascali, rimessa di Ruggeri, testa di Zanella, poi Zappalà. Per Puglisi, Puglisi bene per Sottile. 1 contro 1 in velocità con Zanella. Cadono a terra i due. Si prosegue per il direttore di gara, Spampinato centra in pieno Sottile, sponda di Puglisi per Zappalà, fuori non di molto. Spampinato batte rapidamente un piazzato verso Sinatra. Avanza Sinatra fino alla 3/4, poi scarico per Scapellato. Scapellato ci prova dal limite, i pugni di Vecchio. Poi ci prova anche Biondi, la palla finisce al lato con deviazione. Prosegue la caccia al pareggio, Basile per Biondi. Si gira Biondi, poi bella palla per Sinatra, il controllo di Sinatra, Sinatra davanti a Vecchio, si salva in qualche modo con l'aiuto di Fighera. 69esimo, rimessa di Diddio, anticipo di Buonaccorso, poi Sinatra, bella palla per Mongelli, chiude l'1-2, centra ancora per Sinatra, che stavolta buca Vecchio, trova il pareggio, salvo Sinatra, 15 in campionato per lui, 1-1. Momento favorevole per gli ospiti, rimessa di Buonaccorso per Sinatra, lo scarico per Scapellato dalla distanza, Fabrizio Scapellato, il suo solito gol dalla distanza, potente, preciso, imparabile, rimonta completata in 5 minuti. Forze fresche in attacco per mister Calvaruso, fuori Mongelli, spazio per De Leonardis. Il Mascali non ci sta e si butta alla caccia del pareggio, punizione di Sottile direttamente in porta, centra la traversa, poi mischia in aria e alla fine la difesa riesce ad allontanare. Scapellato lancia a lungo in profondità verso Sinatra. Attaccato da Santitto, Sinatra si difende anche dal raddoppio di marcatura di Fighera, alla fine vince Santitto che gli ruba il pallone e allontana nella zona di Puglisi. Puglisi all'indietro per Zappalà che anticipa Carbonaro, ancora Zappalà fermato da Fabrizio Scapellato entra in area, la sterzata, Scapellato a giro, splendido, un altro marchio di fabbrica, il tiro a giro di Fabrizio Scapellato, 9 gol in campionato. Prima con la spada, ora col fioretto, una grande doppietta che vale il 3-1. Minuti finali del match, rinvio di Calì, tocca Danfa di testa, la palla finisce Sinatra avanza poi in verticale per De Leonardis accelera, il cross al centro, tocco col braccio di Fighera, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Carbonaro, lo ferma Vecchio con una gran parata, si resta sul 3-1.
Pagano sull'out di destra, pressato da Carbonaro, poi Basile gli porta via la sfera, De Leonardis per Biondi, in verso Scapellato, Scapellato alla piazza, respinge Vecchio, poi Sinatra alla conclusione, Murato la Figuera. Una vittoria in rimonta, non la prima della stagione arrivata così per il Santa Venerina. La squadra di Calvaruso ha pagato un primo tempo giocato con poca intensità, una qualità importante soprattutto su questi campi. Le sostituzioni e il cambio di modulo e una grande voglia hanno permesso di ribaltare il risultato e di portare a casa 3 punti fondamentali per mantenere inalterato il distacco di 13 punti sulla seconda in classifica, che da oggi è solo la Ionica. Domenica prossima un'altra delicata trasferta attenderà i rossogialloblu, che affronteranno il Bronte, squadra in piena lotta per i playoff che distano solo 5 lunghezze.